Buonasera, ben ritrovati con la nostra edizione straordinaria, secondo giorno di riaperture e secondo giorno nel quale il governatore Zaia ha usato parole forti verso i cittadini alla luce delle tante immagini di assembramenti che si sono registrati. Fondamentale andare avanti e non tornare indietro per non avere un nuovo lockdown che sarebbe drammatico per economia che cerca di rialzarsi. Il governo sembra ormai vicino a chiudere la partita del decreto rilancio da 55 miliardi di euro e parliamo proprio di economia e di come saranno queste settimane decisive, mesi decisivi per la ripartenza del Paese, insieme ad Enrico Zanetti, ex viceministro proprio dell'economia. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera a voi. Allora, dicevo che il decreto rilancio sembra ormai vicino ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, una manovra importante. Il Premier Conte ha usato termini forti per parlare di queste risorse stanziate, però molti lamentano il fatto che non siano sufficienti a far ripartire la macchina economica del Paese. Il Premier Conte aveva usato aggettivi forti anche in occasione del decreto liquidità di aprile, nonostante fosse un decreto dove poi, come è emerso dalla stessa relazione tecnica del governo, non c'era nemmeno un euro. Quindi l'importanza di questo decreto, che ancora non arriva in Gazzetta Ufficiale nonostante sia passata quasi una settimana dalla sua teorica approvazione, la scriverei ad altri fattori che non le aggettivazioni del Presidente del Consiglio, che i fatti hanno già dimostrato essere molto poco legate alla realtà dei fatti sottostanti. È indubbio che in questo caso i soldi ci sono, 55 miliardi sono una cifra molto significativa, del resto molto significative sono le esigenze di intervento di aiuto a un'economia che, come sappiamo, rischia di perdere qualcosa intorno al 10% del proprio PIL, tanto è vero che indubbiamente sono corrette le valutazioni di chi dice che tutto sommato, nonostante l'importanza delle somme in gioco, le stesse possano comunque considerarsi non del tutto sufficienti. Ecco, sono soprattutto gli imprenditori, ma anche i piccoli artigiani, i commercianti, gli esercenti che abbiamo visto scendere in piazza in queste giornate a lamentare proprio questo. Anche se si è riaperto, non sarà sufficiente alla luce anche delle misure che impongono restrizioni, e quindi pensiamo ai ristoranti, un numero limitato di clienti per far fronte alle perdite subite in queste settimane. Per questo che si fa appello al governo per ulteriori misure da adottare. Ma guardi, questa è una pandemia che ci ha insegnato alcune cose. Ad esempio ci ha insegnato che se arriva il momento di dover chiudere il paese per tutelare un interesse che è di tutti, cioè la salute, non ci si fa problemi a farlo a spese soltanto di alcuni, perché questo è quello che è successo. L'interesse era generale, era di tutti ovviamente, anche di quelli che stanno pagando le conseguenze della chiusura, ma la chiusura poi è stata attuata con modalità e con provvedimenti economici di accompagnamento tali che alla fine però l'interesse generale di tutti è stato messo in conto soltanto da alcuni. Ci sono categorie che non ne hanno risentito minimamente in termini economici, in termini sociali è ovvio che ne risentiamo tutti, questo è scontato, ma in termini economici sono categorie che non ne hanno risentito minimamente, altre che ne hanno risentito in modo più contenuto, posto che le casse integrazioni per i dipendenti garantiscono comunque, quando arriveranno finalmente all'80% del mancato reddito, o fino ad arrivare alle piccole imprese per le quali si sta sperando di avere almeno un contributo a fondo perduto che nella migliore delle ipotesi però non è pari all'80%, ma è al 20% di quello che si è perso sul mese di aprile, quindi su un solo mese, quando le perdite in realtà riguardavano anche il mese di marzo. È evidente che quando c'è un momento di difficoltà non ci si preoccupa evidentemente a creare condizioni fortemente differenziate a seconda delle categorie di contribuenti. Credo che questo ci dovrà insegnare pro futuro che quando invece di perdite ci sono redditi, allora non dovrebbe essere considerato poi così strano che alcuni che hanno maggiori garanzie quando arrivano le perdite paghino le loro brave aliquote IRPEF progressive e altri che quando arrivano le perdite vengono lasciati soli paghino una flat tax tipo 20% come il contributo che gli viene dato in questi casi. Credo che questo sia una riflessione pro futuro da fare con grande attenzione.
C'è poi chi lamenta anche la questione tempistica. Lei appunto ha detto quando arriveranno il decreto Cura Italia, ha evidenziato al momento dell'erogazione di alcuni contributi le tempistiche, il ritardo con cui si è visto in conto corrente arrivare questi soldi. I timori sono che questo si ripeta anche per il decreto rilancio. Non vi è dubbio, ovviamente premesso che la situazione che è stato chiamato a gestire questo governo è una situazione difficilissima e fare è sempre molto più difficile che parlare, questo lo voglio dire con grande chiarezza, e sarebbe scorretto d'altra parte che io non lo facessi, avendo anch'io avuto occasione di stare dall'altra parte della barricata. Devo dire che a marzo il governo aveva provato a fare il suo con quel decreto Cura Italia, insufficiente, ma appunto una prima risposta. E dove il governo si è perso è nel mese di aprile, perché nel mese di aprile ha messo in campo un decreto liquidità che sembra quasi comico, lo ha chiamato liquidità, proprio un decreto che non ci ha messo manco un soldo. Dopodiché questo terzo decreto, che avrebbe dovuto in realtà essere il secondo, cioè quello fatto ai primi di aprile, siamo alla bellezza del 19 di maggio e ancora non è in Gazzetta Ufficiale, il che vuol dire che inevitabilmente, anche se in questo caso la burocrazia stavolta fosse veloce, parliamo tutte di cose che si realizzeranno nella migliore delle ipotesi a giugno. C'è un ritardo, in questo caso strutturale, ripeto, nell'immediatezza il governo aveva fatto il suo, nel mese di aprile io veramente non ho capito che cavolo gli è successo, perché si sono veramente persi, ma di brutto. E lei ha fatto anche un'analisi, leggevo alcune sue dichiarazioni per quanto riguarda il bonus vacanze, sufficiente, insufficiente per rilanciare il turismo che probabilmente più di altri comparti ha risentito e faticherà a rialzarsi? Vabbè, il turismo non è il comparto che probabilmente faticherà di più a rialzarsi, è il comparto che in assoluto di più soffre, come siccome naturalmente soffrono insieme agli operatori diretti del settore turistico tutti quegli operatori dell'indotto, penso a tutto il commercio tipico soprattutto dei centri cittadini, delle città d'arte, che senza i turisti perdono la gran parte della clientela. Non vi è dubbio che quello è un settore terremotato, non vi è dubbio che per la sua importanza, anche centralità strategica, anche per la sua dignità, perché è chiaro che il turismo è anche immagine, quindi per riprendersi in futuro deve continuare a essere considerato il turismo in Italia una cosa bella, non un luogo dove ci sono dei disperati in attesa che qualcuno sia così gentile da andare da loro. Per tenerlo in piedi in un anno difficile, indubbiamente degli interventi volti a sostenere la domanda, no, la domanda di turismo a favore degli operatori del settore poteva essere una buona idea. Quindi in astratto un bonus vacanze, una tantum per questo 2020 non era una brutta idea, però per come lo hanno costruito onestamente è un insulto al settore turistico, perché se tu vuoi dare una mano al settore turistico non dai un bonus peraltro di importo molto contenuto e con un limite calcolato sull'ISEE del nucleo familiare, perché se metti in campo l'ISEE non stai facendo misure di sostegno della domanda a favore di un settore economico, stai facendo misure di sostegno sociale a favore di famiglie con una capacità bassa e media, perché 40.000 non è bassissimo come ISEE, bassa e media di spesa. Ma se tu vuoi aiutare il settore turistico veramente, che cos'è che fai? Fai un bonus su modello edilizio, no? Dove metti 50% di recupero sotto forma di detrazione, un tetto di spesa alto, io direi 4.800 euro, che è un ventesimo dei 96.000 che funziona per l'edilizia, perché ovviamente non è che puoi finanziare una vacanza come i lavori a casa, ma il meccanismo deve essere lo stesso, e soprattutto niente ISEE di mezzo, perché i primi che devi coinvolgere, non quelli che devi escludere, ma i primi che devi coinvolgere, cioè sono quelli che, è brutto dirlo, ma il grano ce l'hanno, perché a quel punto con un incentivo unito al fatto che possono già permettersi la vacanza, anziché una settimana ne fanno due, o anziché andare in quarta categoria si toglieranno lo sfizio di andare hotel di lusso, e dai una mano al settore, perché lo fai non per pagare la vacanza a quelli che magari non ne avrebbero bisogno, lo fai per dare una mano al settore. Se tu invece metti in campo l'ISEE, 500 euro, le soglie massime, non stai aiutando il settore, stai veramente prendendolo in giro. In tutto questo quadro ci sono poi gli enti locali che in questi mesi di battaglia contro l'epidemia sono stati in primo piano e hanno visto ulteriormente sono visti tagliare ulteriormente quelli che sono i contributi. Pensiamo a tutti i tributi che non sono arrivati in questi mesi, che ora anche loro chiedono interventi forti da parte dello Stato, del governo. Ci sono problemi indubbiamente significativi di tenuta dei conti complessivi, penso ad esempio a tutto il settore del trasporto, quella è una questione legata a livello comunale come a livello regionale,
andremo incontro a mesi di grossa difficoltà. Io nello specifico sono un abitante dell'isola del Lido di Venezia, quindi vivo sulla mia pelle quello che anche nei giorni scorsi il sindaco della mia città Brugnaro, in modo un po' effervescente, ma onestamente assolutamente veritiero, rappresentava al vice ministro all'economia, che con lui teneva un dibattito in TV, dicendogli: io non ho i soldi per far andare i vaporetti tra le isole. E così in questo momento ci sono dei servizi da quel punto di vista anche in contesti essenziali, quali sono i contesti lagunari, dove non è che ti sposti in modo alternativo al vaporetto, se non c'è il vaporetto o cammini sulle acque stile Gesù Cristo o resti a casa. Ci sono situazioni dove appunto i servizi sono ben al di sotto del minimo sindacale. Questo è un tema complesso, devo dire che però questo è un tema veramente difficile da affrontare. Il governo dovrà darsi da fare, però è ovvio che non potrà fare i miracoli. Io mi scaldo di più per quelle cose che viceversa sarebbero oggettivamente alla portata con un minimo sindacale di cura e buonsenso. I miracoli non si possono pretendere, ciò che può essere fatto viceversa è opportuno che venga fatto bene. E poi c'è l'Europa, notizia proprio di queste ore, di questo accordo che sembra essere stato raggiunto tra Francia e Germania, tra il presidente Macron e la cancelliera Merkel, che in qualche modo è un compromesso tra le posizioni dei paesi dell'Europa meridionale, quindi con l'Italia, e della Germania. Questo Recovery Fund con all'Italia 100 miliardi di euro a fondo perduto. 100 miliardi, sì, è più o meno la quota che dovrebbe all'incirca aspettare all'Italia, o qualcosina meno, perché siamo appena sotto il 20% come peso ponderato. Ovviamente saranno risorse preziose e utili che si aggiungono a quelle che possiamo mettere in campo da soli, a quelle che eventualmente potremo andare a prendere a prestito da altri meccanismi. È chiaro che questa vicenda comunque ci ha dimostrato una volta di più come indubbiamente l'Europa degli stati sovrani è un'Europa poco solidale. Per avere un'Europa solidale servirebbe un'Europa con meno sovranismo. È buffo che un paese come il nostro sia viceversa uno degli alfieri del sovranismo, ma sono convinto che anche su questo vedremo degli scenari che cambiano, perché queste cose le abbiamo capite un po' tutti, le hanno capite anche coloro i quali in questi anni hanno un po' cavalcato questo trend. Il sovranismo è bello, però non ci vivrei se dovessi dirla come Crozza quando imita il buon vecchio senatore Razzi. È bello se sei olandese, se sei tedesco, perché sei nella posizione di chi dice: no, non voglio darti una mano, io ciò che è mio e ciò che è tuo. Cioè, quando sei in un paese come l'Italia, che è tra i più indebitati e che è il primo a poter beneficiare di un'eventuale Europa più solidale e meno fatta di stati sovrani, onestamente non dovresti essere sovranista. Ascolti, a chi dice si tratta comunque di un prestito, anche se a fondo perduto, e quindi prima o poi si arriverà a fare i conti, cosa si può, da questo punto di vista, cosa si risponde? A chi è preoccupato per il futuro, per chi... Preoccupati lo siamo tutti. I prestiti sono sempre somme che vanno restituite. Nello specifico è chiaro qual è il vantaggio di prendere, se ce li danno questi soldi, poniamo a titolo di prestito dal MES senza condizioni, ma piuttosto che direttamente mettere noi titoli di debito pubblico. Il vantaggio è che se li mettiamo noi titoli di debito pubblico, il costo in termini di interessi è circa 1,8%. Se viceversa li prendiamo col MES, al momento il costo degli interessi è praticamente zero, è uno 0,1%. Uno dirà: ma così dobbiamo restituirli al MES? È perché pensate che invece quando emettiamo i titoli nostri, i cui rendimenti non schizzano in alto solo fino a quando la BCE continua a comprare sul mercato secondario, pensate che in quel caso non dobbiamo rispondere, anziché al MES, alla BCE? Quando prendi soldi a prestito devi sempre rispondere a qualcuno. Questo vale per la più piccola delle famiglie come per il più grande dei paesi. È un tema purtroppo ineludibile. Grazie davvero ad Enrico Zanetti per il suo intervento e per questa sua puntuale analisi di quello che sta accadendo a livello economico-finanziario. Grazie e a risentirci a presto. Buona serata, buon lavoro, grazie. Dunque questo è il quadro, avete capito, insomma, della situazione dal punto di vista economico, economia che cerca di rialzarsi con le riaperture. Certo è che ci sono già i primi problemi, evidentemente,
che erano probabilmente anche da mettere sul piatto, ma si sperava che il senso civico delle persone fosse un po' più elevato. Fatto sta che ieri, con le prime riaperture, ieri soprattutto in serata, con le prime riaperture si sono registrati affollamenti, aggregazioni all'esterno dei locali, nelle piazze della Movida, in molte piazze venete. Al di là del giusto ritorno della normalità, della voglia di rincontrarsi con gli amici, quello che è stato evidenziato e che ha evidenziato anche il Presidente Zaia in conferenza stampa era che molti erano senza mascherina, non venivano rispettate le distanze di sicurezza e questo è un rischio molto elevato di una recrudescenza del virus e quindi di un ritorno all'emergenza e di conseguenza, ormai l'abbiamo capito tutti, a nuove chiusure. Il Presidente Zaia è stato molto chiaro, ha detto: ho visto scene davvero incredibili di assembramenti, quindi se dovessero continuare, se i dati dovessero tornare a salire, sono pronto a chiudere di nuovo tutto, quindi dai ristoranti alle fabbriche, alle palestre, ai parrucchieri, quindi un rischio che non si deve correre e, come è stato detto da più parti, ormai la palla passa ai cittadini che hanno questa responsabilità e dimostrare di avere a cuore la propria salute e quella degli altri, quindi anche un grande senso civico in tal senso. Dovremmo avere tra poco in collegamento, anzi lo vedo già in collegamento, proprio per parlare di questo, il presidente di Ascom Confcommercio Treviso, Federico Capraro. Buonasera e ben ritrovato. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, Presidente, innanzitutto, che cosa è accaduto ieri sera? Era da prevedere, diciamo, in qualche modo che accadesse questo, ma si sperava che insomma, ci fosse un po' più di senso civico. Io parlo di senso civico che è venuto a mancare. L'ultima volta che ci eravamo visti lei aveva proprio parlato di responsabilità da parte dei gestori, ma anche da parte dei cittadini. Da parte dei gestori c'è stata, perché comunque le misure previste dalle varie normative, dall'ordinanza regionale e del DPCM sono state osservate. A non essere osservate non è stato osservato dai cittadini quelle che erano le misure basi, mascherina e distanze di sicurezza, perlomeno dalle immagini che abbiamo visto un po' in diverse piazze venete. Abbiamo documentato anche qualcosa a Treviso. Che cosa è successo, Presidente? Ma c'è stato un entusiasmo che possiamo definire comprensibile ma non accettabile, e comunque un entusiasmo che va gestito. Questa è la verità, perché il rischio di una chiusura, di un ritorno è un rischio che va scongiurato. Di fronte a questo virus noi abbiamo un antivirus, che sono la mascherina e la distanza di 1 metro. Che parliamoci chiaro, lo dico da esercente, è assolutamente tollerabile, assolutamente accettabile se teniamo conto anche quali erano le previsioni iniziali. Per cui con questi 2 accorgimenti, la mascherina e 1 metro, 1 metro di distanza, noi possiamo tornare ad una condizione di quasi normalità. Oggi la parola chiave è quindi responsabilità. Responsabilità da parte degli esercenti, da parte dei commercianti e responsabilità da parte degli avventori, quindi dei cittadini. Si esce con la mascherina, si va in un locale, in un ristorante, in un bar, in una trattoria, in un'osteria con la mascherina, si mantengono le distanze e possiamo riprendere anche le nostre bellissime abitudini di passare un'occasione, un momento con lo spritz, un prosecco, un calice di prosecco, in compagnia degli amici, sotto casa prima di rientrare, va benissimo, però massima attenzione perché il rischio c'è e non dobbiamo sottovalutarlo. Quello che abbiamo potuto documentare anche noi, Presidente, è il fatto che questi assembramenti si creassero all'esterno dei locali, naturalmente quelli che non hanno plateatico, e quindi in una zona che non è più
di competenza del gestore, del titolare del locale. In questo caso che cosa può fare il gestore per tenere sotto controllo? O meglio, deve fare qualcosa? È competenza sua quella di controllare che anche al di fuori non si creino questi assembramenti di clienti che aspettano, che magari escono con il bicchiere? Insomma, che cosa può fare il titolare per tutelare, per controllare, vigilare in tal senso? C'è un adempimento ad una norma e c'è un richiamo a un buon senso comune. Allora, proprio questo pomeriggio abbiamo, con la modalità webinar che oggi tutti conoscono, ci siamo confrontati con l'ULSS 2, con oltre 200 dei nostri associati titolari di esercizi pubblici, con i nostri vertici di Confcommercio, proprio su tutti questi aspetti. Erano presenti anche il comandante della Polizia Municipale di Conegliano e quella di Asolo. Così oggi abbiamo fatto una serie di passaggi come Confcommercio anche con il sindaco Mario Conte di Treviso e l'assessore De Checchi, proprio per questo aspetto qui. Allora, la norma lì ha una sorta di buco perché prevede la distanza di 1 metro da ciascuna seduta, cioè da ciascun posto a tavola seduto, interno o esterno, e la possibilità di servirsi al banco mantenendo la distanza di 1 metro. Quando si parla del plateatico esterno si fa riferimento alla distanza di 1 metro da una seduta ad un'altra, ma non si fa riferimento a coloro che stanno in piedi. Ecco il buco normativo di cui parlavamo. Però lì interviene il buon senso, cioè se quella modalità di fruizione genera un assembramento, perché poi non si mantiene la distanza di 1 metro da un avventore all'altro e non, a maggior ragione se poi viene a mancare anche la mascherina, ecco lì siamo in un caso in cui c'è un evidente rischio e c'è, anche se è secondario, anche il rischio di sanzione che è in capo tanto all'esercente quanto all'avventore, proprio perché la responsabilità è doppia. Quindi alla domanda cosa si può fare? Uno, per qualsiasi dubbio rivolgetevi a Confcommercio, rivolgetevi all'associazione di categoria perché c'è una risposta ad ogni quesito. Questo prima di aprire. Ma cosa succede se durante una serata, durante una di queste prossime sere, ci sono delle situazioni? Beh, in quel caso rivolgiamoci alle forze dell'ordine che intervengono in questi, sicuramente come abbiamo condiviso in questi primi giorni, non con un'azione repressiva, ma con un'azione preventiva, formativa. Questo aiuta anche l'esercente a educare i propri ospiti, i propri clienti a mantenere le distanze e ad adempiere agli obblighi e quindi a seguire le regole. Dico questo perché siamo chiamati alla prova weekend. Oggi abbiamo la possibilità di sperimentare, oggi, domani, giovedì, ma poi venerdì, sabato e domenica sono inevitabilmente 3 giorni nei quali ci sarà una voglia da parte di tutti noi di tornare a questa socialità. Ecco, io credo che in questi 3 giorni si debbano fare le prove per superare la prova weekend. È il primo weekend in cui siamo tornati a questa condizione di quasi normalità. Credo che non possiamo sbagliare e assolutamente, come dicevo prima, scusate se mi ripeto, non possiamo rischiare di tornare indietro. Facendo l'avvocato del diavolo, Presidente, per quei baristi, ristoratori, baristi in questo caso soprattutto, perché poi il ristorante, insomma, forse la realtà è diversa, però dopo 2 mesi di chiusure con perdite economiche pesanti, avere tanti clienti è un motivo di soddisfazione e anche di ottimismo per il futuro, perché comunque sono entrate che arrivano. Quindi potrebbe essere anche contro il loro interesse quello di avere o mandare via, allontanare quelli che possono essere i possibili clienti o i clienti effettivi. Faccio l'avvocato del diavolo, Presidente. No, la capisco. In realtà tutti noi siamo dei gestori. Ecco, io credo che dobbiamo gestire questa situazione. Credo che non si tratti
di dover o voler approfittare del fatto che ci sarà una grande richiesta. Noi dobbiamo svolgere il nostro lavoro garantendo la salute di coloro che lavorano, di coloro che vengono nei nostri locali, per cui se ci rendiamo conto che in qualsiasi momento il continuare a somministrare mette a rischio questo, crea delle situazioni che non sono governabili, come dicevo prima, così come è corretto, io invito a contattare il comando di polizia locale perché intervenga in aiuto, credo che allo stesso modo il singolo gestore debba monitorare questa situazione e valutare anche i propri orari e i propri orari di chiusura e le proprie modalità di somministrazione per evitare questo, perché questo tipo di responsabilità, come dicevo, è doppia, ma noi non possiamo, dopo aver chiesto l'anticipo di questa apertura, rischiare la chiusura e tantomeno non possiamo rischiare, visto anche il valore delle sanzioni, che sono di qualche migliaio di euro, assolutamente pensare di poter giocare con il fuoco anche dal punto di vista economico. Stiamo facendo una grandissima fatica economica per riaprire, per rimanere vivi dal punto di vista imprenditoriale, per cui facciamolo con massima attenzione davvero. Questo è un invito che credo troverai in ciascun mio collega, ciascun gestore di qualsiasi tipo di locale, ma probabilmente, come diceva lei, il bar, l'osteria è più come posso dire, vicino a questa situazione. Credo che interverrà perché il vero interesse è quello di tornare alla normalità. Presidente, solo per capire, quindi è responsabilità del titolare anche un possibile assembramento al di fuori del proprio esercizio, quindi al di fuori di quella che sarebbe, diciamo così, la sua area di competenza, non essendoci magari un plateatico? È comunque responsabilità del gestore assicurarsi che non si creino o è una responsabilità civica? No, è una responsabilità civica in capo ad ognuno di noi, ma è una responsabilità del gestore nel momento in cui queste persone, che sono, come si dice, in assembramento, hanno un calice in mano, un bicchiere in mano. Ecco, questa è la responsabilità dell'esercente e quindi ecco perché faccio questo doppio richiamo. Abbiamo tutta l'estate davanti, non giochiamo male le prime carte. Assolutamente d'accordo con lei, anche il Presidente Zaia ha detto teniamo duro, facciamo questo sacrificio almeno fino al 2 giugno che sono questi 10 giorni decisivi, dopodiché possiamo magari rallentare un po' e insomma rilassarci, però insomma bisogna tenere duro proprio perché sono giorni decisivi. Un'ultima cosa, dall'incontro, da questa videoconferenza che avete avuto oggi online, quali sono i punti evidenziati anche da parte della Polizia Municipale che lei ci ha detto essere stata presente? Che cosa è emerso esattamente? Beh, innanzitutto condivido il passaggio anche perché è comunque un test e serve anche per monitorare l'andamento poi dei numeri dei contagi, per cui è fondamentale che in queste 2 settimane riapriamo con la massima attenzione, perché poi capiamo se questa è la misura sufficiente, ma dagli elementi che abbiamo, mascherine e distanza, come dicevo in apertura, sono il nostro antivirus. Da parte come posso dire, delle forze dell'ordine che abbiamo incontrato in stretta collaborazione con l'ULSS, ci sono, credetemi, davvero 1000 aspetti che sono da considerare e che in un decreto e in un'ordinanza non è facile presidiare tutti, perché c'è un tavolino che risulta da un'ordinanza, ma la botte è l'equivalente di un tavolino, la mensola all'esterno, l'appoggio che si ha su un davanzale o su un cornicione di un plateatico è da considerarsi come un appoggio pari al tavolino che permette quindi a 2 persone a distanza di 1 metro di stare a bere o a mangiare qualcosa. Ecco, questi che sembrano come fossero i cavilli, in realtà sono tutti aspetti che vanno gestiti con grande buon senso. Ecco perché le domande sembravano sciocche, ma non lo erano, perché l'abitudine è quella di andare al caffè e al bar e leggere il giornale. Ecco, ma i giornali a disposizione di tutti
si possono ottenere oppure no? Ecco, questo è uno dei tanti quesiti, dei 1000 quesiti che credetemi sono venuti fuori, ma perché c'è grande scrupolo e grande attenzione da parte di tutti i commercianti di fare la massima attenzione. Per cui le domande sugli impianti di condizionamento, sul ventilatore, ripeto, sulle distanze e su tutti questi aspetti. Quello che posso garantire è questo: da parte dell'ULSS, con il quale abbiamo lavorato gomito a gomito in queste settimane, c'è una disponibilità assoluta, e così anche da parte dei comandi di polizia locale. Questo ovviamente per chi fa il possibile per seguire le regole e soprattutto nel primo periodo. Poi chi sgarra, anche perché mette a rischio la salute di tutti e anche la virtuosità di questo sistema, ecco, chi sgarra sicuramente correrà il rischio di essere punito in maniera pesante dal punto di vista economico. Presidente, ci diamo appuntamento a lunedì, allora a questo punto dopo il fine settimana, per fare un bilancio, vediamo come vanno le cose. Speriamo che... E ottimisti, perché dobbiamo trasmettere fiducia e ottimismo in questo momento. Assolutamente. Ha ragione, bisogna guardare positivamente, poi è sufficiente comportarsi bene, rispettare le regole e poi tutto andrà bene. Ritorniamo a quello che è stato un po' il mood di questi mesi. Grazie al presidente di Ascom Confcommercio di Treviso, Federico Capraro. Ci risentiamo a breve per vedere come vanno le cose. Grazie, buon lavoro, buona serata. Dunque speriamo davvero che la responsabilità dei cittadini sia ancora più elevata e ci sia quel senso civico di cui parlava prima anche il presidente Capraro. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. A proposito di assembramenti, le parole del sindaco di Padova, Giordani: quello che è successo ieri è inammissibile, abbiamo fatto una campagna su mascherine, distanze di sicurezza, igienizzazione, ora non mi resta che dire attenzione perché chi sbaglia paga. L'emergenza non è finita, so che è difficile, parlo soprattutto ai ragazzi, attenzione, le forze dell'ordine arriveranno a chiudere i locali, mi affido alla responsabilità di tutte le persone. E poi su questo anche il prefetto di Padova: evidentemente c'è qualcuno che non ha capito che questi 2 mesi chiusi in casa non sono stati uno scherzo. Ieri sera, dice il prefetto Franceschelli, abbiamo assistito a esternazioni di cretineria diffusa che non saranno più ammesse. Le forze dell'ordine faranno tutti gli approfondimenti del caso e i locali che non sono stati in grado di assicurare le norme anti-Covid-19 verranno sanzionati. Dura presa di posizione del prefetto di Padova di fronte alle immagini che abbiamo visto della movida degli assembramenti in piazze, nelle piazze della città. E poi l'app Immuni, di cui non si era più sentito parlare. Ebbene, dice il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri in audizione in Commissione Giustizia al Senato, l'app Immuni sarà pronta a fine mese. Lo ha ribadito il commissario: all'attuale stato dell'arte, ha spiegato, l'app verrà messa in campo a cavallo della fine di questo mese. In questo momento è in fase di testing, sarà messa a sistema e fruibile per i cittadini a cavallo della fine del mese di maggio. Dunque in arrivo anche questo strumento in più per il tracciamento, per identificare eventuali contatti di persone che dovessero risultare positive al Covid e così circoscrivere quella che potrebbe essere l'area di contagio. Arrivano i dati intanto a livello nazionale della Protezione Civile sui contagi e ricoveri oggi nel paese. Allora siamo a 32.169 vittime, 162 in più di ieri, 65.129 i malati, 1.424 in meno rispetto a ieri, e poi i guariti sono 129.401 e sono 2.075 in più di ieri. Quindi continuano a salire i numeri legati alle persone che guariscono, alle persone che vengono dimesse. Scendono invece il numero dei
ricoveri, perché scendono anche i ricoveri nelle terapie intensive, 716 terapie intensive, 33 meno di ieri, e sono 1424 come detto i malati. Salgono invece i contagi, abbiamo detto appunto che i contagi sono 226.699 in totale, i contagi totali in Italia, 813 più di ieri, di questi oltre il 50% in Lombardia. Il dato comprende gli attualmente positivi, le vittime e i guariti. Ieri l'incremento era stato di 451, quindi in effetti più del doppio rispetto a ieri, ma questo va letto anche in una chiave dei tamponi, di tutte quelle misure che sono adottate di individuazione, insomma, delle persone positive. Questa campagna dei tamponi in qualche modo il numero dei contagi va letto in questa direzione. E poi ci sono dei dati, tornando un attimo all'aspetto dell'economia di cui abbiamo discusso prima con l'ex viceministro Enrico Zanetti. Una caduta del valore aggiunto in tutte le componenti produttive è il principale risultato dell'indagine congiunturale e prime evidenze dell'impatto da Covid-19 sull'industria di Padova e Treviso, condotta da Assindustria Veneto Centro tra il 17 aprile e il 6 maggio su un campione di 675 aziende delle due province. Nel primo trimestre di quest'anno la produzione cede in media il 6,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un picco negativo nelle piccole e medie imprese fino a 20 addetti, qui è meno 17,3%. Affonda il fatturato in Italia meno 10,4%, con perdite attorno al 20% per le più piccole. Migliore tenuta per l'export, che contiene il calo solo, se si può dire solo, meno 2%. Con una domanda internazionale debole ma ancora presente nel primo bimestre seguito dalla frenata di marzo. Un risultato che non ha precedenti nella serie storica disponibile, tuttavia secondo Assindustria Veneto Centro solo un antipasto. La prospettiva è un ulteriore e più profondo crollo nel secondo trimestre, visto che il blocco delle attività ha effetti pieni. Vi ho appena dato i dati per quanto riguarda i contagi e i ricoveri in Italia. Ebbene, è appena arrivata proprio in questi secondi anche la situazione, il quadro in Veneto, e allora vado a prepararlo per la regia così lo guardiamo insieme. Ecco qui, allora ingradiamo un altro po'. E dunque la situazione in Veneto aggiornata a questo pomeriggio: sono 19.003 i casi totali positivi in Veneto, con più 6 rispetto al bollettino di questa mattina. 3.636 gli attualmente positivi e ancora 1.830 complessivamente le persone che hanno perso la vita nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere. 13.537 i negativizzati, 3.639 i soggetti in isolamento. E poi uno sguardo veloce alle terapie intensive e ai ricoveri: sono 523 le persone ricoverate, meno 4, 255 i positivi, mentre abbiamo 46 persone in terapia intensiva, di queste 19 ancora positive, con un incremento di una persona, mentre rispetto a questa mattina altre 4 persone hanno perso la vita negli ospedali del Veneto. E adesso ci colleghiamo telefonicamente con Alessandra Gava, segretario provinciale del Sunia di Treviso. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, non siete soddisfatti come categoria per quanto previsto nell'ultimo DPCM, nell'ultimo decreto rilancio Italia, certo, perché questo settore viene ancora in qualche modo messo in secondo piano. Si pensa che c'è uno stanziamento di 140 milioni per il contributo all'affitto, per voi non sufficiente? No. Assolutamente, purtroppo non sufficiente. Infatti abbiamo seguito con grande trepidazione l'elaborazione e la scrittura di questo decreto, dal momento che speravamo che finalmente qualcuno si ricordasse degli affittuari, e quindi di quelle persone che vivono in casa e nelle loro case pagano un affitto per questo.
Purtroppo i 140 milioni che sono stati stanziati sono assolutamente insufficienti, tanto per dare dei numeri, prima dell'emergenza del coronavirus le regioni stesse avevano stimato in 450 milioni le risorse necessarie per rimettersi un po' in pari appunto prima dell'emergenza. Quindi naturalmente ora la questione diventa ancora più grave e quindi noi siamo assolutamente insoddisfatti, anche perché era necessario, oltre ad incrementare il fondo per gli affitti, anche finalmente ripensare a qualcosa che strutturalmente innovasse il mercato degli affitti e degli affittuari che da troppi anni è stagnante e nel quale si sono relegate famiglie che hanno veramente grandissime difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Se si pensa che negli anni 80 gli affittuari utilizzavano circa il 20-22% del loro mensile per pagare l'affitto e le spese di condominio, prima della pandemia in Italia si stimasse che questa cifra fosse arrivata oltre il 50%. Quindi le famiglie che sono in affitto spendono oltre il 50% delle loro entrate mensili per far fronte al diritto alla casa. Quindi figuriamoci ora. Ecco, appunto, lo stavo proprio aggiungendo io, figuriamoci adesso quando in questi 2 mesi molte famiglie non hanno visto entrate se non quelle o della cassa integrazione o dei vari provvedimenti presi, come si può far fronte ad una percentuale così elevata, un 50% immagino per alcune famiglie che magari hanno anche figli, è davvero pesante, impattante nel bilancio familiare. Che cosa vi aspettavate dunque al di là di un incremento delle risorse da parte del governo? Beh, intanto intanto speriamo ancora, perché naturalmente i decreti attuativi non sono ancora non sono ancora usciti, e quindi speriamo che ci sia anche l'unificazione del fondo sostegno affitto con il fondo morosità incolpevole, perché naturalmente la problematica appunto dell'affitto e della difficoltà a far fronte al pagamento di questo non è una novità del coronavirus. Questo ha soltanto sottolineato una serie, come in altri campi, una serie di debolezze del sistema, e quindi speriamo anche che la grande burocrazia e quindi i vari passaggi che non soltanto aumentano i tempi ma aumentano anche le difficoltà di comprensione da parte del cittadino per accedere a questi servizi vengano almeno queste in parte semplificate. Oltre a questo naturalmente c'è sempre da fare attenzione, perché ci si dimentica che una buona parte delle famiglie italiane vive in affitto e quindi è necessario fare una politica ad hoc che non sia soltanto appunto quella di intervenire nell'emergenza, ma quella di favorire ad esempio dei contratti di locazione che già ci sono, che siano i contratti quelli concordati, che quindi prevedano un attivo intervento della parte locatrice con la parte locataria e che naturalmente si abbiano degli sconti rilevanti non soltanto per la tassazione del proprietario, ma anche degli interventi che possano sostenere gli inquilini nel appunto pagamento dell'affitto. C'è anche la richiesta di permettere alle regioni di derogare e dettare eventuali norme aggiuntive in questo quadro. Sì, anche questo è molto importante. Perché riteniamo appunto che le varie realtà locali siano da conoscere bene, quindi a livello generale, a livello nazionale può essere emessa una norma e va bene, però naturalmente ci sono delle specificità regionali e locali che devono essere a conoscenza di quei soggetti. Mi viene da pensare ai comuni che dovranno poi erogare il fondo. Sarà significativamente importante in questo momento andare a tastare il polso delle famiglie che richiederanno questo intervento economico, anche perché altrimenti con i soldi dati a pioggia si potrebbe beneficiare 2 volte chi ha meno bisogno per invece tralasciare completamente chi bisogno ne ha davvero e che magari non sa nemmeno della possibilità di avere questi contributi. E quindi è molto importante e necessario che le amministrazioni locali, i comuni, gli assistenti sociali
tornino nel territorio per tastare appunto il polso dei cittadini e capire quali sono le reali necessità. C'è stata la possibilità di avere un contatto, immagino almeno con Nessunia Nazionale, con il governo, in tal senso, di un dialogo diretto? Certo, anche se appunto l'insufficiente decreto, come abbiamo detto, noi non siamo contenti, è stato il frutto di un lavoro che al Senato è stato basato appunto su un lavoro effettuato in particolare dal SUNIA, quindi certo sì, una serie di, come si può dire, di riconoscimenti, di bisogni degli inquilini vengono certo dal mondo sindacale e dal SUNIA in particolare. Però c'è da fare di più, lei dice? C'è assolutamente da fare di più, c'è da fare anche in fretta, dal momento che noi riteniamo che questi 2 mesi abbiano bloccato non soltanto dal punto di vista produttivo il paese, ma anche dal punto di vista diciamo emotivo, no? Quindi è come se le persone avessero subito un forte shock e quindi mi rendo anche conto che i proprietari abbiano e stiano aspettando, no? Per vedere l'evoluzione. È evidente che se tu hai degli inquilini che non ti pagano gli affitto, puoi aspettare 2-3 mesi, dopodiché magari sei costretto a dare gli sfratti per morosità e quindi mi aspetto, se non si corre ai ripari, nei prossimi mesi l'onda lunga del coronavirus per quanto riguarda gli affitti, in particolar modo per gli sfratti per morosità. Grazie davvero ad Alessandra Gava, segretaria provinciale del SUNIA di Treviso, grazie, ci aggiorneremo presto per vedere se ci saranno ulteriori novità. Grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Siamo in chiusura, adesso pubblicità e poi le edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.